combinazione di competenze comunque ha prodotto anche una molteplicità di offerte di lavoro, però il problema è che comunque manca in maniera abbastanza drammatica un coordinamento nazionale all'interno di questi vari enti che si occupano di meteorologia. Prima citavo i ministeri, ma naturalmente poi si aggiungono le regioni, si aggiungono altri enti a scala locale, e soprattutto manca anche il coordinamento con gli enti internazionali che si occupano di meteorologia. Per esempio il Centro Europeo che fa le previsioni a medio termine, fondamentale anche per gli aspetti di ricerca, l'EUMETSAT che è il Centro Europeo che si occupa del lancio di satelliti meteorologici e quindi gestisce anche grosse quantità, diciamo, di fondi, di finanziamenti, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale che presiede a Ginevra, diciamo, tutte le attività organizzative mondiali della meteorologia. Tutte queste organizzazioni sono controllate a livello politico negli organismi che sono, diciamo, gestiscono questi enti a livello internazionale da personale per statuto dell'aeronautica militare fondamentalmente. Quindi la possibilità di entrare in questi organismi, di come dire, fare in modo che si occupino anche degli interessi italiani, insomma, è legata solo alla buona volontà dei rappresentanti che, appunto, come dicevo prima, sono spesso legati a una realtà che non rappresenta la realtà complessiva dell'Italia in questo settore. Direi che ho consumato 30 minuti